Dino, svegliati, è tardi. No. Dino, su, muoviti, signore. Abita qui il signor Dino Versini? Perché? Ah, arrivano ancora tasse per il negozio di elettrodomestici. Ma se è fallito da più di un anno, da quando in qua si tassano i fallimenti? Questo è il secondo avviso. Dopo c'è il pignoramento. Mi spiace, ma qui non pignorate un bel niente. È tutta roba mia. L'appartamento è intestato a me. Perciò si riprende il suo foglio e arrivederci. Ma non è la moglie lei? No, non sono la moglie io. Buongiorno. Perché non prova la porta di fronte, eh? Dino, svegliati, è tardi. Oh, su, dai. No. Uffa, mi hai rovinato un sogno meraviglioso. Onassi si inginocchia davanti a me che mi domandava dei soldi. E io gli dicevo, guarda Aristotele, è un momento difficile anche per me. Glielo dicevo in greco. Ma che tardi d'Egitto, sono le 7:30. Uffa. Sono le 9 meno un quarto. 9 meno un quarto? Sì. Porco che baracca. Ecco cosa vuol dire comprare gli orologi dagli amici. Quel porco di Nando. 6.000 lire rubate. 9 meno un quarto. Alle 9 l'appuntamento con mio figlio io. Porca la miseria. T'avevo pregata, no? Svegliami più presto. No? L'hai fatto apposta, eh? L'hai fatto apposta, sì? Sì. Ti avrò chiamato 6 volte. Sì, 6 volte. E adesso che figura si faccio io? Mia moglie mi ha fatto dire dall'avvocato alle 9. Adesso sono le 9 meno un quarto, in un quarto d'ora cosa faccio? Io la barba, devo lavarmi, vestirmi. Oh, c'è una camicia pulita? Sì. Di. Credi che Robertino mi riconoscerà? Senti, perché non facciamo un bel bambino anche noi due, eh? Magari una bella femminuccia. Ti piacerebbe? Oh, non dire stupidaggini. Sbrigati a vestirti invece, se no fai tardi e tua moglie poi... Ai! Ma questa maledetta enciclopedia! Riuscissi almeno a venderne una. Una volta una l'ho venduta. Sì, a quello che ha pagato la prima rata e poi è sparito. Poverino non è sparito, è andato in galera. Guarda che prima è venuto di nuovo uno per le tasse del negozio. Ah, parlerò a Casotti, quello le tasse può tutto. Dai che si fredda. Grazie. Piombo fuso, eh? Sai che a Casotti ho presentato l'ingegnere Rigoni? Gli ha quasi dimezzate le tasse. E io per aver detto non vi conoscete, piacere Rigoni, piacere Casotti, ho beccato 200.000 lire. E te le ha date? No, le prenderò. Domani, dopodomani. Ah, gli telefono oggi. La camicia dov'è? Là, sotto il tuo naso. Ah, eccola lì. Quella. Buongiorno, signore. Ecco la sua camicia come nuova. Lavata, stirata e bruciata, porcaccia la miseria. Urco. Ah, vai al mare anche oggi? Con questo caldo, dopo l'ufficio, dove vuoi che vada? Senza di me? Non ti sentirai sperduta? Beh, tu devi stare con tuo figlio, a meno che tu sia libera alle 2. Dico, dopo 5 anni che non lo vedo, potrò stare con lui almeno una giornata intera, no? Ti pare? E allora, do l'idea di un bel giovane padre? Via, via, sbrigati. Ah, sai, ieri mi hanno offerto una bella coppia di castori. Si può fare l'allevamento in casa. Si riproducono rapidissimamente, li mettiamo nel bagno, in capo a un anno ne avremo 200. Dopo 2 anni... Se vuoi ti posso portare fino all'albergo. No, portami fino al garage di Spartaco, affitto una macchina. Posso prestarti la mia? No, se no fai tardi in ufficio. E al mare come ci vai poi? Non volevi andare al mare tu oggi? Troverò qualcuno in ufficio che mi accompagna con la macchina. No, vado a Spartaco, guarda. Un'auto la trovo lì. E non stare in mezzo alla strada, cara. Soldi ne hai? Sì, ma Spartaco è un amico, sai. Lui i soldi non me ne chiede mai. E poi guarda, basta, da te non voglio più una lira. Mi umilia. Tieni, 10.000. Sarebbe meglio 20, eh? Però tieni il conto, eh? Perché dovremmo già essere intorno alle 100.000. Forse le abbiamo superate di poco, ma credo che le abbiamo superate. Io direi 160. Lo dicevo, vedi? Ah, t'ho detto che mi è rimasto solo sta macchina, Fiat 600 qua, no? Ma che me ne faccio della 600 io? Che porto mio figlio in 600? Ma perché tu Fiat dentro la 600 non c'è? Ma dai, stai zitto tu, cosa vuoi capire? Ne hai figli? Ce n'ho 5, ne vuoi imparo, te li regalo.
Beato te che ci ha avuto il coraggio di piantare moglie e figlio. Tu sì che sai vive. Caro mio, oggi per sfondare bisogna essere indipendenti, liberi, senza vincoli. Oh, dammi questa. Questa è un'americana un po'... Hai capito? Ah. 20.000 ogni 100 chilometri. Già, io do 20.000 lire a te. E poi con cosa rimango? E beh, ma allora pia la 600, no? Di un po' ti interessa una bella enciclopedia britannica, 24 volumi, con l'Atlante universale, tutta in inglese, con l'appendice e... No, non ti interessa. Ah, guarda cosa qua. Parigi, Crazy Horse, Striptease, pa 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 pa. E fa vedere. Pa 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 pa. La vuoi? È tua. Dammi le chiavi. 20.000, Dino. Una bella riduzione delle tasse. C'è un amico mio, compagno di scuola, direttore alle tasse. Lo tengo in mano così. Chissà cosa paghi qua dentro tu. E che le tasse le pago io, le paga col gallinaccio del principale, se le paga. Vabbè. Te lo do impegno. Perché sei te, eh? È svizzero 150.000 lire. Attento come lo tocchi e dove lo metti. Yeah. Adino, mettaci subito la benzina, se no rimani per strada. Guarda che questa beve brutto. Peggio di mia suocera. Robertino, vieni qua, come sei diventato grande. Dai un bacio, papà. Daddy? Daddy? Il signor Versini? Sì? Sono la nurse di suo figlio. Oh. Mi spiace se sono arrivato un pochino non sono arrivato in ritardo. La cravatta. Robertino dov'è? Lui scende adesso. Mia moglie non c'è? Ha aspettato fino alle 9, poi ha dovuto uscire. Ah. Robertino. Ciao. Andiamo. Un momento. Il bambino non può mangiare tutto. Le cose scritte su questo elenco gli fanno male. Mi raccomando di riportarlo qui alle 8 precise, perché lui mangia alle 8:30 e va a letto alle 9. Benimm dich wie ein gutes Kind und folge deinem Papa. Ja, auf Wiedersehen, Fräulein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sai anche il tedesco. Accidenti. E che ti ha detto la signorina? Di rigare dritto. Ah, bravo Robertino, bravo. Ecco la mamma. La mandi su in camera per piacere? Certamente, signora. Anna. Ciao, Ciao, Dino. come stai? Bene, tu? Robertino, saluta la mamma. Ci siamo già salutati prima, non è vero? Più di mezz'ora fa. Oh, già che stupido. Ti trovo benissimo. Sei più giovane, più bella, più alta. Anche tu stai bene. Le cose come vanno? Meglio? Sì, molto meglio, moltissimo. Sai, sono pieno di lavoro, fino al collo, non ho un minuto libero. Perché non usciamo fuori tutti e tre insieme? Andiamo a fare una bella scampagnata, eh? Ci divertiamo.
Come vecchi tempi. Ti ricordi quando io spingevo lui in carrozzella e tu... No, è meglio che voi due andate da soli. Poi ho molto da fare. Ma se hai qualcosa da fare posso accompagnarti io. Ho una macchina qui fuori, una macchina americana nuova. L'ho comprata adesso. Vuoi vederla? Madame, prego, c'è la Italia al telefono. Un momento. Scusami, ma ci vediamo questa sera. Mi dispiace, questa mattina sono veramente molto occupata. Ciao. Oh, ma ricorda di essere alle 8 precise qui. Il bambino deve andare a letto alle 9. Sarà fatto. Ciao. Fianco est? Sì, pronto? E confermi pure per domani pomeriggio. Sì, 3 posti. Ginevra. Bella la mamma, eh? Un po' freddina, ma sempre bella. Però tu somigli a me, eh? Stesso naso, le stesse orecchie a sventola. Sai che l'ultima volta che t'ho visto eri piccolo così. Adesso quanto sei alto? 1,32. 1,32. A 7 anni? 8 compiuti. Ah già, che ne hai 8, sì. Li hai finiti il 19 marzo. Il 7 settembre. Ah già, è vero, sì. Il 19 marzo è il tuo onomastico. Il 19 marzo è San Giuseppe. Ah. Già. Vuoi il cannone atomico? Ce l'ho. L'automobile inglese antica, la vuoi? Me l'ha regalata la mamma. E questo calcio americano in picchiata? Ce l'ho già. Ah, ma tu hai proprio tutto, eh? Cosa ti regala allora il povero papà? Questa bussola. Questa bussoletta. Da 500 lire a te. Ma io a te voglio regalare un... Sai cosa ti regalo? Un bel meccano grande. È il sogno di tutti i bambini. Io da piccolo ero povero, mi ha regalato il numero 2 che è uno scatolino con dentro niente. Ma con quelli grandi si può fare una torre Eiffel alta così. Sai che a Parigi ce n'è una vera alta 300 metri, tutta di ferro. Un giorno ti porto a vederla. Ci sono già stato. In cima c'è un grande ristorante dove mi hanno obbligato a mangiare danni tra l'arancio. Ah. Eccola sparita. Eccola là. Ci arrivi a prenderla? Desidera, signore? Mi spiace, sai, è rotolata da sola. Non fa niente. Ah, beh. Senta, io vorrei un meccano grande, il più grande che c'è. Il numero 8. Va bene, numero 8, sì, me lo dia. Che belli occhiettini che ha. Sai, da piccolo volevo far... Robertino, ti piacerebbe fare l'ingegnere, Robertino? Vorrei fare l'Esplas. L'Esplas, cos'è? L'esploratore astrale. Si vede che lei non legge romanzi di Urania. No. Comunque anche per un Esplas, un bel meccano, va bene. Mi scusi, sa, ma c'è un po' di polvere. I meccani non si vendono più. Non importa. Posso vederlo? Ma è bellissimo. Va bene, quanto costa? 16.000. 16.000 lire? Ecco perché non si vendono più. Bene, glieli incarto. Sì. Levo il prezzo? No, lo lasci, lo leva poi la mamma a casa. Andiamo, Robertino. Perché non hai mai scritto? Già. L'avvocato, sai, me l'ha proibito. Non potevamo avere contatti diretti di tua madre. Mai, non dovevo né vederla né scriverle. Sai, la separazione legale è un fatto complicato. Però ti ho scritto un sacco di cartoline. 3. Bene, da oggi in poi prometto di scriverti, eh? Delle lunghe lettere. Sai leggere tu? Sì, so anche scrivere. Sto scrivendo un libro. Un libro? Eccolo. Ci scrivo tutti i miei pensieri. Non lo faccio leggere a nessuno, nemmeno alla mamma. Buongiorno. Pieno super. Va bene. No, 2000 normale. Beve come una matta sta macchinetta qua, eh? Perché è potentissima. Sai quanto fa l'ora? Guarda, 130. Ma papà, non vedi che sono miglia, farà 200 km all'ora? Ah, lo vedi che va? Ecco perché beve, perché è veloce. E senti, la mamma ce l'ha una macchinetta? Sì, la 600. La 600. È un po' piccola la 600, eh? Però per la città va bene.
Ma per i viaggi lunghi abbiamo la Mercedes. Ah. Però mi piace anche questa. Perché questa è tutta elettrica. Vuoi vedere quel vetro lì che si alza? Guarda. No, ho sbagliato. Ah, ecco qua. Guarda, attento al vetro. Già prima delle 9 gli arcivescovi... No, è la radio. Decani. Ma dov'è? Eppure ieri... Oh, che è sto rumore? Oh. Ah, è la cappotta. Ah, la cappotta. Ci deve essere un contatto elettrico. Eh sì. Ecco. Ehi, che bella giagua. L'ultimo tipo è la E. Già è la E. Bel ragazzo, mi faresti il pieno? 12 cilindri. No, 6. Ah, già. Fa vedere come fai quel 6? Così. Ma come così? Perché non fai così? No, io i pollici non li muovo volentieri. E di al meccanico di guardarmi le candele e il carburatore. Perché non so com'è, appena tocco i 200 mi picchia in testa. Dovrebbe cambiare le puntine. Acqua e olio a posto? Ah, non lo so. E non lo voglio neanche sapere. Arrivederci. Prendi! Ben! Sceriffo! Io colpo in pieno! E tu c'è! Ben! Sei morto! E allora tu, Billy the Kid, difenditi! Spara! Spara se sei un uomo! Su! Spara! Vedi che bella ruota grande? A Vienna è più grande. Dino! Chi non muore si rivede, eh? Buongiorno, signora. Come sta? Beh, io sto bene, grazie. Suo marito come sta? Mio marito? Sì. Ah, bene, mio marito sta bene, grazie. Ma che bel maschietto! Come ti chiami? Roberto Malden. Piacere. Come ben educato, eh? Arrivederci, Beh, Olimpia, andiamo? Ciao! Quando mi vuoi vedere sai dove trovarmi. Fammi una telefonatina, mi raccomando. Va bene. Ciao. Papà, chi è? È una mia amica, una signora molto in gamba, sai? Conosce un sacco di gente, presenta uomini importanti tra loro, relazioni pubbliche. Public Relations. In un certo senso. Come la mamma. Beh, no, dico proprio come la mamma, no. La mamma... Sei attaccato? Papà, adesso ne viene uno ancora più terribile. Guarda! Non aver paura. Io non ho paura. Ci sono io. Che bello. Vedi, Robertino? La Roma degli affari è tutta qui. Questo è il mio quartiere generale. Lo vedi quel signore con la cartella? È il più bravo architetto di Roma. Buongiorno, architetto. Siamo molto amici. Anche questi, sai? Come va, onorevole? Ciao, caro. Mio figlio. Oh, li riapriranno, glielo dico io. Ma li devono riaprire, perché questa cara signora Merlino... non ha Sediamoci capito qui, niente. Papà, ma tu non ce l'hai un ufficio? Come non c'è un ufficio? Un ufficio grande, meraviglioso, in un palazzo tutto di vetro, modernissimo. Ma gli affari li faccio qui perché preferisco il contatto diretto, sai? Poi qui tutta gente importante, onorevoli, ministri... Adino, riporta, ma che sta a fare qua? Allenti enciclopedia pure ragazzino. Ciao Adinaccio, se vedemo. È un grande campione di box. Dunque, vediamo. Vediamo quale gelato può mangiare il bambino. Ma che te ne fai di questa lente? La tengo per bruciare le ali alle mosche. Poverine, ma così soffrono. No, prima gli taglio la testa. Ah, bravo. Ah, ecco, limone. Gli è permesso. Allora un bel gelato di limone a questo bravo bambino e a me un cintanino. Buongiorno. Sai chi è quello? È uno dei fondatori dei Boy Scout italiani.
Di un po', tu sei iscritto ai Boy Scout? No. Ah, male. Dovresti iscriverti, così puoi aiutare le vecchine a attraversare la strada. Aspettami, eh. Sono contento perché la mamma m'ha dato i soldi da andare al cine con quelli che darà papà, anche Milena potrò portare. Sono contento perché stasera mi metterò le mie scarpe nuove, quando Milena me le vedrà sicuramente sorriderà. 300 da mamma, 200 dal babbo e fanno 500. Sono 400 per l'ingresso, che gelato le posso offrire. Sono contento perché stasera me ne andrò al cinema con Milena. Le scarpe nuove lei con me, sarò felice più di un re. Scrivi? Il tuo diarietto, eh? Posso leggere? No. Scusa? È segreto, eh? Sì. Ne avrei anch'io di cose da scrivere, sai? Avventure di ogni genere. Ah, sei stato in guerra? Porco, l'ho fatta tutta io. Con chi eri? Con gli americani o con i tedeschi? Con tutte e due. Prima con i tedeschi, poi con gli americani. Hai ammazzato molti nemici? No, non ho fatto tempo perché mi hanno fatto subito prigioniero. Un buon soldato non si fa fare prigioniero. Mai. Piuttosto si uccide. Lo sai il motto dei Marines? No? Better dead than prisoner. Ah, cosa vuol dire? Vuol dire meglio morto che prigioniero. Nel Veneto c'è un altro detto, sai? Dicono soldat scapon, per un'altra volta c'est bon. Dov'eri prigioniero? In India. Eravamo in 87. Tutta gente in gamba, sai? Abbiamo realizzato un piano di fuga, abbiamo scavato un tunnel che partiva dal centro del campo e passava sotto i reticolati, nella giungla. Scavavamo a turno, 6 ore per uno. Io sono con le unghie sporche, guarda, tutte rotte. Io scavavo di notte perché ci vedo bene come i gatti. Finito sto buco, siamo scappati fuori. E nella giungla che ti incontro un portaordini bengalese. Sai, quelli piccoli con gli occhietti così? Gli salto addosso, lo prendo, non gli ho fatto molto male, l'ho stordito e basta. Gli ho preso la sua motocicletta e via. Mi hanno inseguito col camion, mi hanno sparato dietro, di striscio, qui. A un certo punto mi sono trovato di fronte un carro armato di qua, delle camionette di là, soldati indiani, inglesi e i ferocissimi bengalesi. Allora sono andato su di un cucuzzolo e di lì a tutta velocità, sono saltato, sai? Un reticolato alto 2 metri, l'ho saltato tutto. Solo che dall'altra parte c'era un altro reticolato. E allora mi sono girato e poi ho dovuto arrendermi. Gli altri sono tutti morti, sai? Morti tutti, meno io. Ma tu puoi parlare sempre me. E tu non parli mai? Non hai niente da raccontare? Che cosa devo dire? Non lo so, hai viaggiato, hai conosciuto gente, hai visto dei bei posti. Poi sono anni che non ci vediamo, sai? Sono stati in Germania, eravamo in 12. C'era anche una ragazza. Si chiamava Greta. Una ragazza con voi? Carina? Non aveva i denti davanti e non poteva più fischiare. Si è persa nel bosco e non l'abbiamo più trovata. Come non poteva fischiare? Questo è il nostro fischio di riconoscimento ed è anche il nostro segnale di pericolo. Il fischio non vale niente senza giuramento. Ah. Di un po', Robertino. E la mamma? Come ti trovi con la mamma? Una volta volevo scappare di casa. Perché? Ero triste perché dovevo andare ad abitare in un'altra città. E così non potevo più vedere l'unico amico che avevo, Johnny. Prima volevo morire. Poi io e Robbie abbiamo deciso di scappare. E siete scappati? No. E perché no? Perché ho cercato tanto gli scarponi da montagna ma non li ho trovati. Ma non poteva prestarteli Roby? Ma Robbie è il cane. Poi mi hanno chiuso in collegio. Il direttore è alto 12 metri. È brutto, ha i baffi che gli arrivano fino a terra. E respira. Certo che respira, tutti respiriamo. Respira sempre in faccia quando parla. Ma io e Charlie Kaufman abbiamo deciso di farlo morire.
Prendiamo il veleno, lo mettiamo sul registro. Quando il direttore mette il dito in bocca e lo mette sulla pagina, si assorbe sul dito e va sulla lingua. E dopo passa con la saliva e va giù nel corpo e muore. Senza dolore, purtroppo. È quel veleno che mettono gli indiani sulla punta delle frecce. E il direttore diventa tutto verde. Sono cose da bambini cattivi. Mamma mi fa fare la comunione ogni mese. Dico tutto al prete e così divento di nuovo buono. Zio Eric invece è protestante. Lo sai che non crede alla Madonna? Io invece sì, l'ho pure sognata. Ma senti un po', sto zio Eric. Io una volta ho conosciuto un fratello della mamma, ma si chiamava Antonio. È proprio tuo zio? Ha i capelli corti, ha gli occhiali e anche un aereo personale. E sa fare gli anelli di fumo. Tu li sai fare? Gli anelli di fumo? Come no? Li faccio sempre. Falli. C'è vento. Oggi non si può. E poi con le sigarette col filtro non vengono bene. Però io so fare una cosa che zio Eric non sa fare, guarda. Bravo! Hai visto? Te, zio Eric. Dio zio Eric che lo faccia questo. Andiamo. Alvaro, il giardino zoologico è qui e ci siamo già stati. Il laghetto dell'Euro è quello lì? Ma senti, non c'è un posto dove vorresti andare? Non hai amici che vorresti vedere? Sì, uno, ma sta a Ginevra. A Roma non conosci nessuno? Beh, conosco il ragazzo dell'ascensore. È molto simpatico, però mamma non vuole che ci parli. E come si chiama? Remo, ha 10 anni e ha già i peli nelle orecchie. Bene. Vuoi che andiamo a prendere in albergo? No, il giovedì è di riposo. Ah, e tu non sai dove abita? Sì. Andiamoci. Oh, che state a fare, imbambiti? Venite a giocare. Non vedete che è un situato di guerra? Forza, stiamo 11 a 8. Andiamo. Ciao, Roberto. Ciao. Papà, questo è Remo. Ciao, Remo. Vuoi venire a giocare anche te? Papà, tienimi la giacca. Passala a me! Lascia! Via! Ehi! Ma no! Ripassala a me! Guarda! Così! Guarda come si fa a farlo saltare! E là! Così! Via! Lascialo qua! In testa! Rivera! Guardala! Ah! Anche palleggio! Lasciala a me! Così! 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 Attende il cross! Eccola! Oh! Voilà. Oh, ma chi è sto rompicoglioni? È mio padre. Ah! Roberto. Andiamo. Vediamo se sei bravo. Eh? Un barcaiolo c'ha una capra, un lupo e
e un cavolo e li deve trasportare sull'altra riva. È vecchia. La capra non deve mangiare il cavolo e il lupo non deve mangiare la capra. È facilissimo. Allora dimmi in 15 secondi come fa. 1, 2, 3. Il vecchiaiolo prende 4, il lupo e 5, lo porta dall'altra parte, 6, poi prende la capra e 7, lascia il cavolo, poi 8, prende poi torna a prendere il 9, cavolo, no, 10, poi torna a prendere il 11, cavolo e lascia la capra. 12, No, 13, la cavola prende il 14, capro, la dico, no, prende il lupo prima. Hai finito, sei out. Vuoi dei franchi svizzeri? No, Oppure delle pesette spagnole? no. Dammi quei $10. Questi? Sì. $10 sono un sacco di lirette, sai? Allora dammi quei soldi francesi. Questi qua? Sì. Però tu dammi le castagnole. Tiè. Ehi tu, vieni un po' qua. Ah, Roberti, senti. Permettimi una parola. Se tu mi dai quelle pesetas, io ti faccio vedere una cosa. Che cosa? Sì, va bene. Andiamo, Remo. Robertino! Oh, mica ci farai venire pure tu nonno, eh? Tiè, giocateci voi e non fate giocare sto sellerone! Come beh? Non avete visto mai una donna nuda? Sono Adamo ed Eva che sono stati cacciati dal paradiso terrestre. E perché l'hanno cacciati? Perché hanno disobbedito al Signore. Perché hanno mangiato la mela dell'albero del bene e del male. Lo vedete lui come piange? Sì, ma lei mi pare che ride. Beh, se vede che la mela gli è piaciuta. Zitti. Ah, siete qui, eh? Bravi. Sempre qui li trovo, questi angioletti. E adesso aiutatemi a mettere a posto i banchi. Su, anche voi, su. Muovetevi, svelti. Andiamo. Su. Signorina Elsa? La vogliono al telefono. Pronto? Ah, sei tu. Sì, effettivamente sono io. Come va la giornata del padre di famiglia? Bene, siamo qui al bar dell'Hotel Hilton. Ah, allora ci vai a Fregene. Certo che ci vado, te l'ho detto, no? Perché non ci vieni anche tu? Ho una sorpresa per te. Con il bambino? Dico, ma Elsa ha ragione. Il bambino è mio figlio. L'ultima volta che ci siamo visti eravamo con mia moglie, io sì, con sua madre. E dopo tanti anni che non lo vedo, gli presento subito mia... Insomma, vorrei che tu... Bene, fa come vuoi. Ciao. Pronto? 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 Non riuscivo più a sentirti. Allora ti rendi conto che... Ah, lo vedi che mi dai ragione? Ha attaccato. Sì, ha attaccato. Ha attaccato. Mi chiamo Roberto e questo è il mio diario. Chiunque lo legge è un verme rinnegato. Primo gennaio, l'anno incomincia bene. Sono andata al funerale dello zio di Eddie, che è morto di nefrite. Piove. Io non voglio morire come lui con la pioggia, se no tutti si bagnano e se la prendono con me. Come cadavere lo zio di Eddie è una delusione. È morto ma sembra vivo. Quando era vivo sembrava morto. Deve essere stato un grande uomo. Tutti parlavano di lui.
Cercare sul vocabolario il significato delle parole bancarotta, correre la cavallina, gran mandrillo. 3 marzo. Domani partiamo per Ginevra con il Caravelle. Mamma è contenta, ma io no. Qui avevo 19 amici, a Ginevra c'è soltanto lo zio Eric. Perché ogni volta che mi faccio degli amici la mamma decide di cambiare città? 10 giugno. È arrivata la nuova governante. È svizzera, ma sembra un tedesco. Al cinema si è seduta sulla mano dell'autista, ma lui è un gentiluomo e non ha detto niente. «21 settembre. Domani partiamo per Roma. Devo vedere mio padre. Sono contento così lo scrivo a Johnny, che dice sempre che il padre non ce l'ho. 23 settembre, giovedì. Finalmente ho visto mio padre. È alto e non ha l'orologio. Ha una vecchia macchina americana che non sa usare. Mamma ha ragione. Per la strada si volta sempre a guardare le ragazze. Per il mio carattere è un po' troppo verboso. In una gabbia dello zoo c'è una scimmia che gli somiglia moltissimo. È stato prigioniero in India. Mi ha raccontato la sua evasione. È una storia molto emozionante. Devi averla raccontata anche agli americani, perché somiglia al film La Grande Fuga. Anzi, a pensarci bene, è proprio uguale. Robertino! Non so cosa fai, mi lasci solo qui così. Il prete ci ha fatto spostare le panche. Poi ci ha regalato le noccioline. Ne vuoi una? No, le noccioline io non le mangio. Le dai alle scimmie. E adesso presto a casa, se no la mamma si arrabbia, eh? Perché mi riporti in albergo? Sì, ma solo per il pranzo. Ma non dovevamo stare insieme tutto il giorno? Ah, sì. E infatti io, dopo mangiato, vengo a prenderti e andiamo... E dove andiamo? Portami a casa tua. A casa? A casa? Perché vuoi chiuderti in casa? Una bella giornata come questa? Sai cosa facciamo invece? Andiamo al cinema. L'hai visto Liberty Valance? No, ma dicono che è bellissimo. Tu l'hai visto? Sì, ma mi piacerebbe rivederlo. Bene, allora tu vai in albergo, mangi con la mammina, fai un bel riposino e alle 5 io passo a prenderti. Ma la mamma sta fuori fino a sera. Ma c'è la tedesca, puoi mangiare con lei. Oggi è giovedì, il suo giorno di libertà. Ma allora come si fa? Mangio da solo. Come mangi da solo? Ho mangiato tante volte da solo. Sai cosa succede? Che oggi mangi con papà. Via! Quanto beve sta macchina, eh? 50 litri in mezz'ora. Pensa tu, 50 litri. E il benzinaio non c'è? Adelino! Adelino! Adelina, grazie. Tieni. Buongiorno. Sole non
Ma che fai? Non respiri? Ehi! 49 secondi. Ma sei impazzito? Senza ossigeno si muore. I giapponesi stanno 2 minuti senza respirare. Già, ma gli fa male, per quello che sono tutti caldi. Milcare, una cabana. Robertino, questo è Milcare. Bravo bagnino della costa. Il più grande amico mio. Vero Milcare? Dottor, per l'enciclopedia non c'è niente da fare, non la voglio. Non importa. Milcare, come fai? Tu sempre così bello, asciutto, sento un filo di pancia, ma quanti anni hai? Perché, secondo lei, quanti ce n'ho? 44, 45. 32. Ah! Hai visto Elsa? E chi ci ha fatto caso? Ci saranno 2000 persone. Papà, io il costume non ce l'ho. Milcare, hai un costume anche per mio figlio? Ma perché non ve le comprate? Mo' pure le mutande per ragazzino. Papà, se mi dici com'è, ti aiuto. Come chi? Questa è Elsa. Ma che c'entra? Ma chi la cerca? No, stavo guardando così in giro, se vedevo qualche amico. Senti un po', Robertino. Tu adesso sei grande e ti posso parlare? Vedi, io volevo molto bene alla mamma. È che poi sono successi certi fatti che tu forse non sei tanto in grado di capire. No, io capisco. Litigavate sempre, vero? Beh, qualche volta. Era sempre colpa mia, però. Sì, lo diceva la mamma che era sempre colpa tua. Ah, come ti dicevo, Robertino, un uomo non può rimanere solo. Non può. Ha bisogno di una compagnia. Vedi, anche tu, per esempio, solo non potresti rimanere, sai? Perché hai bisogno di qualcuno che si prenda cura di te, qualcuno che ti vesta. Perché Elsa ti veste? No, cerca di capire su, Robertino, ogni tanto sempre così sveltino. Lascia, faccio da solo. Dunque, ti stavo dicendo, un uomo solo non può rimanere. Ha bisogno di una compagnia, ha bisogno di qualcuno. E tuo papà è ancora giovane. E così conosco questa Elsa che è una brava ragazza, sai? E non la mantengo mica, non credere. E lavora anche lei e guadagna. Giusto, anche le donne devono lavorare. Porco se devono lavorare. Bravo, giusto, lavorino. Se vogliono essere uguali agli uomini. Benissimo, lavorino se vogliono essere uguali agli uomini. Per esempio, io e Mirella, quando andavamo al cinema, si pagava a metà per uno. Bel cavaliere sei. Però di la verità, qualche regalino a Mirella gliel'hai fatto, eh? Sì, alla festa sua le ho regalato la collezione di Topolino. Ah, lo vedi che un regalino gliel'hai fatto? Ma lei però mi ha fatto entrare di nascosto alla scuola di danza. Hai visto le ballerine in tutù? Sì, che facevano così. Fanno proprio così? Sulle Bravo. punte dei piedi. Io ci ho provato al gabinetto della scuola, ma poi un mio compagno mi ha scoperto e l'ha raccontato a tutti. E da allora mi chiamano sorellina. Robertino, niente sorellina, mi raccomando. Fatti vedere con questa Mirella, va in giro con le ragazzine che ti piacciono, fai il galletto. Milcare, si guasta il tempo. È maestrale, fino alla luna nuova è sempre tempo buono. Ecco i costumi, dottor. Bravo, Milcare. Bravo il ciufolo, mai una lira de mancia. Vendi le enciclopedie prima. Enciclopedia, chi la vo? Vieni, Robertino. Su. Tu le vuoi bene? A chi? Ah, Elsa. Beh, sì. Come alla mamma? È diverso. Sai, un uomo non si innamora mica una volta sola. Poi ogni volta che è innamorato in modo diverso. Molte volte crede di essere innamorato e invece poi non lo è. Tu sei mai stato innamorato? Solo 3 volte. Vai là. Seriamente. Ah. Ma che fai? Ti nascondi? Hai paura che papà ti veda il pisellino? No, prendi, non guardo. 3 volte solo seriamente. E una volta scommetto era Mirella. No, papà. Era la cugina di Mirella che mi piaceva, ma purtroppo non era possibile. Non era possibile? Ah, ho capito. C'era di mezzo un altro uomo. Sì, il marito. Papà, questo costume è largo. E va bene, adesso lo sistemiamo. Ma cos'hai qua? Una cicatrice? L'anno scorso, a Saint-Tropez,
Ho avuto l'appendicite e la peritonite. La peritonite? Sì, e mi hanno operato. Stavo per morire. Ma come stavi per morire? E nessuno dice niente a me. Ma avessero avvisato, ma tua madre, anche lei. Avrei fatto un salto, avrei preso un aereo, ma santo cielo. Ti hanno fatto male? No, mi hanno messo su un lettino, mi hanno dato il gas e ho visto tante palline colorate, poi più niente. Forse sarò morto. Ma come sarebbe a dire forse sarò morto? Sei vivo, sei? No, forse sono morto. E tutto quello che succede adesso è un sogno. Ma Robertino, ma... già. Sì. Forse tutto quello che succede è un sogno. E perché no? E chi non ce lo dice che quello che sta succedendo ora è tutto un sogno? Tutto? Eh no, papà, c'ho la cicatrice. Ah, già, la cicatrice. Vuol dire che l'operazione te l'hanno fatta, non è un sogno, tu sei vivo e grazie al cielo stai bene. Via, adesso si va a fare un bel bagnettino, eh? Aspetta, mi lavo l'orologio. Fai presto, eh? Su, Robertino, andiamo? Andiamo, Robertino. E Fai sbrigate, presto. Robertì, sennò questo scoppia. Madonna, come scotta! Mi ha levato la buccia dai piedi. Via! Opla l'ombra! Oh, mi dispiace. Via l'altrosi! Ale! Salta su. Scusi, sa? Opla là! Pardon! Prima tappa! Seconda tappa! Opla là! Terza tappa al mare! Via! Sulla spiaggia siamo in tanti ammucchiati. Robertino, quanto ho resistito? Hai contato? Ho contato fino a 70. Solo? Però guarda che belle conchiglie. Attento, ci può essere dentro una perla. Sulla spiaggia abbandonata siamo soli io e te. Sotto il sole. Mentre siamo distesi, Robertino? la gente ci passa di sopra. Vieni qua. Facciamo una bella gita in pattino? Sì. Andiamo, Milcare! Milcare! Dino! Poi nell'acqua Elsa! c'è 1 milione di teste. Ciao! No, che mi bagni i capelli. Beh, che cosa fai da queste parti? E tuo figlio? Robertino è là. Robertino? Saluta la signorina. Ciao. Buongiorno. Vieni. La mia amica Liliana. Piacere. Piacere. E questo è Robertino? Piacere, ciao. Che bel pupo, che begli occhioni che hai. Mi dai un bacetto, su. Non me lo vuoi dare? Dai. Dai, Robertino, ti vergogni? Su, Su, Timerino, dammi dai un un bacio alla bacetto. signorina. Non ti piace? Glielo dà papà prima? No. Senti, noi facciamo una bella gita in pattino. Vieni anche tu? No, fa troppo caldo, io rimango qui. Andateci voi se ne avete voglia. Robertino, tu che dici? Beh, per me possiamo anche rimanere qua. Vedo che il mare si è fatto brutto e anche il tempo si sta guastando. Stiamo qua a chiacchierare, eh? Sai, Robertino è un po' timido, ma è intelligentissimo. Ha girato il mondo e conosce 2 lingue alla perfezione. No, 3. Ah, è vero. 3. E ogni tanto mi fa delle domande imbarazzanti, sai? Prima mi ha fatto una domanda talmente imprevedibile che non sapevo che cosa rispondergli. Ti avrà domandato che lavoro fai. Ah, no. Mi ha chiesto se tu mi ami veramente o mi ami soltanto per il mio denaro. Elsa, questo tuo amico è la fine del mondo. Non esiste, guarda. E lei cosa fa? Non vede? Mi sto specchiando. No, non dicevo qui. In ufficio cosa fa? Esattamente la stessa cosa, si guarda sempre nello specchio. Sì, è vero. Simpatica. Sì. Ci passa di sopra. Mi vien voglia di correre, andarmi a tuffare. Poi nell'acqua c'è 1 milione di teste che... Robertino, dove vai? Ma fa una passeggiata, lascialo fare. I bambini non bisogna sempre stargli addosso, soffocarli. Sta tranquillo, non si perde mica. Sulla spiaggia abbandonata
siamo soli io e te. Ma tu oggi il bagno non lo fai? Ho capito, volete rimanere soli, vero? E va bene. E quanto tempo devo rimanere in acqua? Un'ora? 2 ore? Ma di sera finalmente, quando è sera, sulla spiaggia abbandonata, siamo soli io e te. Non te ne andare. Avevi detto che per me c'era una sorpresina. Dov'è? Ho parlato a Santoni. E chi è Santoni? Come chi è? Il capo del personale. Si è deciso a prenderti. Potresti cominciare il primo. Così avrai finalmente un'occupazione, un lavoro sicuro e uno stipendio sul quale potremo contare. 90.000 al mese? No, 65 per cominciare. Una volta che ti sei fatto conoscere ti daranno un aumento e tu in un anno o 2... Posso arrivare a 70.000, eh? E ti pare che io a 40 anni ricomincio da zero con 70.000 lire al mese? Ma... Oh, insomma, non ti va mai bene niente. In ufficio non ho mai chiesto nulla e se l'ho fatto per te. Così non si può andare avanti. Che sicurezza mi dai tu? Ma scusa, ma a noi non ci manca niente, no? Sì, naturale, a te non manca niente. Ah, comincia a rinfacciare, va bene? Rinfaccia. Ma non ti rinfaccio niente. Vorrei solamente che tu non dipendessi sempre da me. E una volta che devi uscire con tuo figlio, non fossi costretto a chiedermi 20.000 lire. Scusa, non erano 10.000? No, 20. Ah, già, sì. Ormai l'annullamento del matrimonio l'hai avuto. Non possiamo fare gli eterni innamorati. Tirare avanti a questo modo. La vita è cara, io ne so qualcosa. Già, invece con 65.000 lire al mese in più... 65 tu, 180 io. Si comincia a vivere meglio. Avrò anch'io il diritto di avere una famiglia, no? Su. Non t'arrabbiare, dai. Se alla Camera passano quel progetto di legge, guardi queste due, per favore. Ciao, caro. Lo sai che non sono il tipo di rimanere in un ufficio chiuso tutto il giorno, ad aspettare il 27. Io preferisco l'incertezza, però la possibilità, se si presenta l'occasione, di guadagnare un sacco di soldi tutti in una volta. Ma sì, concreto. Da quando ti conosco cosa hai concluso? Un sacco di cose, direi. Sì, gli elettrodomestici, l'autoscuola, l'enciclopedia e poi l'allevamento di quei cosi. Dei vermi da pesca? Dei bigadini e delle tremoline? Sì. L'affare più colossale del 63, guarda. Cretino io che l'ho cominciato quando la stagione della pesca era chiusa. Ma va là, che io ne ho avute di idee buone. È che sono sfortunato. Per esempio questo affare del distributore di benzina. Ma tu sai che idea è? Ma sai che affare è? Piazzare una pompa di gasolio all'entrata dell'autostrada del Sole? Con i primi soldi ci aggiungo un bel barettino. Dopo 3 mesi ci faccio una bella stazione di ingrassaggio e lavaggio delle macchine. Poi dopo un anno che guadagni, un bel motel di 40 camere. Sai cosa sono 40 camere? Ma ti rendi conto, a fine settimana vado lì con la borsa vuota, la riempio di soldi e via come un signore. Un signore! E io butto via un motel di 40 camere per 65.000 lire al mese del signor Santoni? Ma uè! Ma per la pompa ci vuole una licenza. Ma tesoro, sono stato al ministero, me l'hanno già detto, è questione di giorni. 2 o 3 firmettine, guarda. Di 2 o 3 amici. Ne ho tanti che mi vogliono bene. Senti, non te lo volevo dire, ma l'altro giorno ci sono passata dall'autostrada. La stanno costruendo la stazione di servizio. Quelli là, la licenza, l'hanno data a un altro. Questo cosa vuol dire? Meglio? Cosa vuol dire? Vuol dire che le concessioni delle pompe le danno veramente. Ieri l'hanno data a lui, domani la danno a me. Questione da aspettare e io aspetto. E io non aspetto più. Ma, oh, sei ammattita? Ho detto che non aspetto più, non hai capito? Ne ho abbastanza di te, sono stanca! Stufa! Questo si chiude, l'ho pagato io. Ma che ti prende? Ah, ma allora proprio non hai capito. Sono stufa delle tue storie, di te, di tutto. Non voglio vederti più. Oh! E va bene, vai! Credi di farmi impressione? Si vede che non mi conosce. Io voglio essere libero, a me non mi metti in gabbia. Io ho bisogno di aria, di sole. Porca miseria, ci mancava anche la pioggia. Che bello il temporale, com'è eccitante. A me il temporale mi eccita da morire, lei no? E stia zitto,
Su! Ah, vaffa! Robertino! Oh! Robertino! Non vedi che diluvia? Cosa fai qua? Vieni via, su! Davvero, ma annoiavo. Giunga, 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 la la la. Giunga, 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 la la. Andava a 100 all'ora per trovarla viva. Robertino? Prima non volevo lasciarti solo sulla spiaggia. È che dovevo parlare con quella ragazza che ti ho presentata, quella Elsa. Senti, è un segreto, ma te lo dico. Ci siamo lasciati. Ho deciso, abbiamo finito tutto. Ti ha piantato? Come mi ha piantato? Io ho piantato lei. L'ho dovuta piantare perché è una brava ragazza, sai. Non è cattiva, ma è che vuole comandare, vuole che faccia di testa sua. È un po' difficilina come carattere, un po'... Come la mamma? La mamma. È un carattere difficilino anche lei, come Elsa. Io capito sempre con delle donne che mi vogliono mettere su attenti. Fai questo, fai quello. Elsa, per esempio, tutte le mattine mi dà lo yogurt che a me non mi piace. E una volta sai cosa mi ha impedito? Una cosa meravigliosa. Mi avevano dato la rappresentanza di martelli pneumatici. Dovevo andare ad Amsterdam. Ah, Amsterdam! Ci sono i canali senza parapetto. Una volta ho visto un'Oldsmobile gialla che è caduto dentro un canale. E quelli che erano dentro? Tutti morti. Ah, ecco il pesce. E adesso ti faccio mangiare un pesce come non hai mai mangiato in vita tua. Però non dirlo alla mamma, perché sul foglietto il fritto è tra le cose proibite. Sì. Ma come lo mangi sto pesce? Con la forchetta. È un modo barbaro il tuo, sai. Perché? Ma che posate? Butta via le posate. Il pesce si mangia con le mani così. Sai cosa sono le mani? Le mani sono le posate del re. E la testa non staccarla, si mangia tutto, anche la testa. Così, guarda, la coda è la più buona. Mangia anche la testa. Ah. Beato te, che così piccola hai già girato il mondo. Pensa che io ero nato per girare il mondo. A piedi l'avrei girato. Invece no, le mie donne non vogliono, mi vogliono vedere chiuso, prigioniero in un ufficio, inchiodato, seduto 8 ore al giorno. Non hanno mai capito che sono nato per il rischio, per l'avventura. L'imprevisto, pensa Roberto. Sai cos'è l'imprevisto? No. L'imprevisto... Ecco, lo vedi quel signore? Quello che sta fumando? Quel signore adesso si alza. Si avvicina, mi poggia una mano sulla spalla e mi dice scusi, e io, prego. E lui, in America stanno vendendo una petroliera di 50.000 tonnellate all'asta. Ecco, vada lei che è un ragazzo sveglio, simpatico, me la compri. Ecco lo check, $1 milione. E io cosa gli rispondo? No, guardi, non posso, sa, c'è una ragazza, si chiama Elsa e... Sai, è un po' gelosa, non capisce queste cose, se vado via lei pensa chissà cosa fa, preferisce un lavorino più tranquillo, 70.000 lire al mese, lo yogurt al mattino, la sera la televisione, sa tran tran. Scusi. È libera quella sedia? Sì. Grazie. Hai visto? Questo è l'imprevisto. E Micari, com'è? Doveva fare bel tempo fino a una nuova. Ma che ne so, da quando non buttano più la bomba atomica si è rivoltato tutto. Cameriere, 2 fragole con panna e 2 gelati di cioccolata doppi. Gelato di cioccolata. Diamo una controllatina. Vediamo. È vietato anche il cioccolato. Sai cosa facciamo di questo foglietto?
Non l'abbiamo visto. L'abbiamo cercato. Hop, sparito. E ci beviamo sopra anche il vino. Basta col dominio delle donne. Basta. Prendiamo la libertà alla fine della schiavitù. All'indipendenza del maschio. Salute. Cin cin. No? Ecco il fiume. Allora, questa è la barca, questa è la capra, questa monica di pane e il cavolo. E questo è il lupo? Lasciala, no, però si mangia il cavolo. Porto il cavolo e non... no, poi se lo mangia la capra. Ah! Porto il lupo e l'altra Permesso? Scusi. Prego. Papà, le abbiamo dato una bella guardata, eh? No, sì. Eh? Ma cos'è? Ti senti male? Ma... Ti scappa la pipì? E falla, no! Ma dove? Ma come dove? Non vedi quanto spazio? La natura, la campagna, il fiume. Sai cos'è un fiume? È la pipì di Noè. Eccoti qua. Dai, pistolino, falla. Su! Chi non fa pipì in compagnia è un ladro e una spia. E la faccio anch'io. Robertino! Robertino, corri, vieni qua! Che c'è, papà? Vieni! Guarda! Un lupo, una capra, un uomo che porta un cavolo e c'è anche la barca. Lo vedi? Tutti e tre salgono sulla barca. Il lupo, il barcaiolo e la capra. Tutti e tre in barca. E che è sta storia? Il lupo e poi il cavolo e poi la capra, uno alla volta. Tutti e tre insieme e nessuno mangia l'altro. Guarda come stanno bene lì. Ma il gioco non è così. Una lucertola! Piano. Oh, Eccola qua! Che scappata. Ecco. Pigliala. Prendila! Ma no, dove? Eccola lì. Pigliala. Aiutami, Roberto. Eccola! Corri, eccola su, scappa. Corri. Dai, lumaca, eccola là. Aspetto, a casano. Allè. Non ce la faccio più. Vedi cosa vuol dire andare sempre in macchina? Poi un bel giorno fai una corsetta e rimani senza fiato. Zio Eric dice che è colpa del fumo. Ah, sì? Gli americani hanno fatto una statistica sui Ma fumatori. senti, tu mi parli sempre di questo zio Eric. Ma io non me lo ricordo mica chi è. Chi è sto zio Eric? Papà, se sposi Elsa, noi due possiamo continuare a vederci ancora. E perché no? Ma sicuro, ci mancherebbe altro. Ma noi parlavamo dello zio Eric. Ah, sì, abita in Svizzera, vicino a Ginevra, dove ha una grande industria di prodotti chimici. Viene spesso a trovarci. L'ultima volta è stato da noi una settimana. E dormiva da voi? Sì. Ma aveva una sua cameretta. Non lo so, forse dormiva sul divano del salotto. Dopo cena giocavano a carte. A me mi mandavano sempre a dormire. È bravo lo zio Eric. Papà, l'hai letto Il vagabondo delle stelle? Di Jack London? Sì. C'era uno in prigione che moriva quando voleva. Come moriva? Moriva e si ricordava le altre vite. Una volta egiziano, un'altra volta antico romano. A scelta. Cominciava dal pollice e lo faceva morire. No, quello del piede. Ah, sì. È tutta questione di volontà. Pensi intensamente e il pollice del piede muore. Dopo il piede, poi la gamba, poi il corpo
poi la testa e ti svegli nell'altra vita. E tu hai provato a farlo? Sì, una volta, a letto. Ma poi mi sono addormentata. Bellissimo! Vogliamo provare? Sì. Dai che provo anch'io. Su, pensiamo a un personaggio. Tu hai pensato al tuo? Sì. Ecco, io penso al mio, eh? Pronti, via! Ma è vero? Sai che non sento più il pollice? Non distrarti. Scusa? Sai che non sento più il piede? Non distrarti. Va bene? Non farmi ridere, Robertino, resistiamo, eh? Ma perché un'altra vita? Ma che ce ne facciamo noi di un'altra vita che è così bella questa? Su! Sveglia, pollice! Sveglia, piede! Sveglia, mano! Sveglia! Robertino, di la verità, eh? Che tuo padre non è poi così verboso. E non somiglia a uno scimmiotto. Hai letto il mio diario? Io? Sì. Sai, quando tu sei andato in chiesa, tu mi hai lasciato la giacca e è cascato dalla tasca il libricino e io ci ho dato un'occhiatina. C'è qualcosa di male? Eh? Robertino. Ehi, va bene, sono un verme rinnegato. Robertino. Cos'è quello? Un DC-8 o un Boeing 707? La mia moglie un brutto giorno la mi mise dentro un forno. Quando uscì arciviscotto gli ero in cenere ridotto. Quando ripresi i sensi dissi non ti inquietare, mi devi perdonare, non lo farò mai più. Zon zon. E in un giorno d'ira pieno mi buttò sotto ad un treno, mi passaron sui polmoni quasi 16 vagoni. Quando ripresi i sensi dissi non ti inquietare, mi devi perdonare, non lo farò mai più. Robertino? Lo sai che avevo anch'io un diario da bambino? E anch'io come te non volevo che me lo leggessero. Ci scrivevo delle cose abbastanza importanti, segrete, come fai tu. Una volta me lo trovò mio padre e io gli dissi, gli davo del lei. Mi spiace, ma lei non lo può leggere. Presi tanti di quegli sganassoni, mi fece una faccia così. Allora gli sganassoni usavano, sai. Ti piacerebbe leggere il mio diario? Eh? Ci sono delle cose molto divertenti. Deve averlo, nonna, in uno di quei cassettini misteriosi dove c'è un po' di tutto. Se glielo chiedo me lo trova, sai. Andiamo a trovare la nonna? Non vorresti rivederla? La faresti felice, sai? Ti farebbe delle feste. Cos'ha sta macchina? Non c'è benzina. E adesso cosa facciamo? Oh, io pianto questa baraccaccia qui e ce ne andiamo a piedi, eh? Cosa ne dici tu? Facciamo una bella passeggiata. Via, scendiamo, va? Lasciamola qui, sta brutta macchinaccia. Teli. La sua giacchettina, signorino Roberto?
Massimo Meccano, Altezza. No, no, non si disturbi a venirmi incontro. Glielo porto io il pacco. Guarda, guarda, l'uomo che uccise Liberty Valance con John Wayne e James Stewart. Però un uomo che uccide una donna Liberty Valance è un uomo. e James Stewart lo uccide. No, John Wayne lo uccide. Ma lì sembra che sia James Stewart a sparare. Ma nel film è John Wayne che soffia sulla pistola. Vediamo chi spara più veloce? Sì, Johnny. Sei pronto, Jimmy? 1, 2, 3. Sei più svelto tu, Jimmy. Posso esprimere l'ultimo desiderio? Sì, Johnny. Andiamo al cinema. 2 platee. Guardi che il bambino non può entrare. Perché? È vietata a minori di 18 anni. Liberty Valance vietato ai bambini. Ma Liberty Valance è domani, oggi è l'ultimo giorno della rassegna sex. Signorina, è passata la scena dove frustano le donne? No, è nel secondo tempo. Una platea. Papà, la nonna abita molto lontano? Ma sì, andiamo a trovare la nonna. Permesso? 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 Dai, a questo scatolone. Permesso? Permesso! 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Pensa che la nonna se la fa 2 volte al giorno, sta scala. La nonna quanti anni ha? 65, 66, 67, 68, 69. Che dici? Eravamo arrivati a 90. Ah già. 91, 92, Inese! 93. Che me pico, straccio che mi è cascato? Dino, Lidia. come stai? Non sei cambiata per niente. Ti trovo sempre uguale. Anzi, ma non eri andata a stare a Brescia? Sì, ma sono tornata da 2 anni. Lo sai chi ti ha visto l'altro giorno? Mio fratello Alfio. Stavi in tribunale. Ah sì, dovevo testimoniare. Ho saputo che hai aperto un negozio a Piazza Bologna. Ti va bene, insomma? Beh, sì. E tua mamma come sta? È morta. Bene? Non mi dispiace. Papà! È Robertino, mio figlio. Grande, eh? Carino? Oh! E tu non ti sei sposata? No. Ma non dovevi sposarti? Mamma mi ha detto che eri fidanzata. No, non mi sono sposata. Ciao. Ciao. Cara, per piacere, mi porteresti su quel panno scozzese? Sta lì per terra. Robertino, dove vai? È qui. Perché alla nonna non le compri un ascensore? Ah, spiritosino. Stai lì, eh? Le facciamo una sorpresa. Ma tu chi sei? Sono Roberto. Roberto chi? Roberto Malden, cioè Versini. Robertino! Vieni! Guardate chi c'è il figlio del Dio!
Mamma! Ma cosa fai qua fuori? Ciao, mammina. Ciao, come stai? E tu? Caro, sto bene. Ma cosa facevi là fuori? Volevo farti una sorpresa e invece mi ha chiuso la porta in faccia. Che bravo sei stato a venirci a trovare. È passato tanto tempo. Guardate! Guardate chi c'è qua! Bello! Zia Evelina! Bello, come stai? Caro, Certo. come stai? Quant'è Zia che non Cornelia. ci vediamo, quanto tempo! Caro! E quella bella bambina lì chi è? È la bambina dell'Arzilli, quello della Scala D. Cosa c'è in quel bel scatolone? Marron glacé. Sto scatolone, dei marron glacé? No, è il meccano di Robertino. Sempre golosina, zia Cornelia. Paola, il vestitino te lo finisco più tardi. Le dice alla mamma che ti faccia ritornare domani, capito amore? Sì. Ciao. Hai una lumaca dietro le spalle. Adesso vi do un biscottino. Evelina, tira fuori i bicchierini del Marsala. Non è vero. Adesso vi faccio un bel budino Elac. Ma no, non abbiamo tempo, mamma. Possibile che non puoi fermarti un quarto d'ora, non ci vieni mai qui. Ma senti un po', quell'Arzilli lì chi è? Non me lo ricordo mica, sai. Ma come? Era il capo divisione al ministero. Gli cuciamo i vestitini alla bambina gratis, naturalmente. Questo tappo te l'ho regalato io. Ma perché poi gratis? Possibile che non ti ricordi il piacere che ci ha fatto. A parte che a me mi ha fatto avere la pensione in 448. Ma se non c'era lui a imboscarti a Milano nel 1940, ti toccava fare 4 anni di guerra. Vuoi un biscottino? Prendilo che è buono. Sono l'avena, fanno bene, mangiane qualcuno. E di Marco hai notizie? Tuo fratello non è mica come te, sai. Mi scrive tutte le settimane lui. Si è sistemato bene, sai. Quasi 140.000 lire al mese, 16 mensilità, vice caposervizio del Genio Civile. A Foggia? No, adesso è a Bari. Ma con 140.000 lire al mese c'è poco da stare allegri con tuo figlio a carico. Quasi 3. Eh sì, Liliana è al 7° mese. Ma va? Tu non sai mai niente, non ti fai mai vivo. Hai ragione. Saranno 2 mesi che non ti telefono. Quasi 6, da prima di Pasqua. Ma va là, 6 mesi? Sì, 6 mesi. Che vergogna. Si parte! Buon viaggio! Si cambia rotta di papà! Partenza per Mosca! Mamma, ma il televisore non ce l'avete? No, non ce l'abbiamo la televisione. L'andiamo a vedere dalla signora Adele. Però tuo fratello ha promesso che me la regala per Natale. Marco, non si permetta, eh? Il televisore a Natale te lo regalo io. Un 25 pollici grande così, coi comandi elettrici a distanza, così non ti alzi nemmeno. E ti regalo anche una lavatrice. Ce l'hai la lavatrice? Ce n'ho 2. Le vedi, eccole qua. Allora te la regalo io. E un bel frigorifero anche. Anzi, sai cosa faccio? Li compro tutti in blocco così mi fanno un bello sconto. Sei contenta? E allora sentiamo la mia mammina. Chi te la regala tutta questa bella robina? Chi te la regala, eh? Chi? Dinuccio mio. Ah, lo vedi che non c'è bisogno di Marco? Oddio, mi si brucia il budino. Faccio una telefonatina. Divertente, Robert? Ricordati, scrivi a Marco che non te lo mandi il televisore. Se no ne hai 2 poi. Scusi, che cosa fa lei in camera mia? Camera sua? Ma veramente... Ah, scusi tanto, professore. È mio figlio. Prima lui dormiva qui. Era la sua stanza. Il professor Laurenti. Molto lieto. Piacere. Permette? Ecco permesso, professore? Prego. Gli abbiamo dato la tua stanza in affitto. È tanto bravo, sai, non dà fastidio. È già professore a Santa Cecilia, così giovane, pensa. Senti, mamma, di la verità. Come te la passi? Io bene, perché? Come perché? Non avete il televisore, affitti la mia camera 1, continui a lavorare. Uè, mammina, dico, parla. Hai bisogno di qualcosa? Ma va.
C'ho pure i soldi alla posta. Fammi vedere il libretto. Sì, il libretto, chissà dove l'ho messo. Mammina, mammina. Ma dico, cos'è? Mettiti un lucchetto al telefono adesso. È per la zia Cornelia. Le è venuta la mania del telefono. Fa anche le intercomunali, sai. C'è qualcuno? Ma... Sta zia Cornelia. E tu come vai? Ah, io sto benissimo. Pieno di lavoro fino al collo, ma tanto, tanto, tanto. Pronto, Paladessini? C'è l'ingegnere Rigoni? Aspetto. A questo gli ho fatto dimezzare le tasse. Ha risparmiato un sacco di milioni. E così mi dà 200.000 lire. Chi parla? La segretaria dell'ingegnere? Dici che l'ingegnere vuole vedermi? Va bene, vengo io, sì, oggi. Sì, in stabilimento. Fra un'ora va bene? Sì? Grazie. Fatto. Dino, ma questa giacca c'ha tutti i polsi consumati. Ma è una giacca estiva, sì, un po' consumatina, Giulia? ma ci sono affezionato. Giulia, vieni un po' qui. Cosa c'è? Apri la bocca. Tira fuori la lingua. Cosa succede? Ma questo bambino è tutto accaldato, scotta. Fa vedere. È pieno di macchie rosse. Robertino, Ma che non è è? niente, Ma è sta un po' di tranquillo. febbre, ma no. Ma come un po' di febbre? ma Tutto non è rosso, le macchie niente. sul viso. Ma sì. Ma no. E anche sulla pancia. non Ma cos'ha? esagerare. Ma i bambini... Ma ha avuto una peritonite che non sono ricaduta. No, no. Come ti senti? Beh, Ma che bene, sei tutto rosso. Chiamate il dottore, Sì, chiamatelo. chiamiamo il marito della Telefonategli. signora Adele. Sì. E io mi fido del marito della signora Adele. Ma Andiamo. portalo di Poi là. chiamate Senti, balconi, ha fatto furgoni. una Signora Adele! Vengo. Signora Adele! Che è successo? Dica a suo marito se può venire qua, c'è il mio nipotino che sta male. Vabbè, subito. Ah, Silvio! Non gli fate prendere freddo, su. Ah, figlio mio. Ma no, così lo soffocate. Ma se la febbre deve star coperto, no? Se è Rosolia deve stare al fresco. Così, va bene. Ma non è Rosalia. Ma no. È tifo. Tifo. Sì. Tifo, Robertino. Ma no. Robertino, mi conosci? Robertino sono io, mi senti? Robertino, sono papà. Chi è che suona? Delira. Ma no. Delira. Il professor Professore. Lorenzi. Robertino, come ti senti? Uffa, mi scappa! Professore, quel clarino, c'è mio figlio che sta male. Dottore, venga, dottore. Dino. Silvio, c'è mio figlio che sta male. Oh, te ne intendi di bambini? Ma che succede? Il bambino sta male. Che? Gli sono venuti di colpo delle macchie rosse sul viso e sulla pancia. Ma, zia Cornelia, il bambino dov'è? Aveva mal di pancia, l'hanno portato al gabinetto perché gli scappava. Anche. Ecco, ci mancava anche il mal di pancia adesso. Ma cosa sarà? Cosa ha mangiato? Cosa vuoi che abbia mangiato? Ha mangiato normale, l'ho portato a mangiare io. Ha mangiato un antipastino, un po' di prosciutto, un po' di salame, spaghetti alla ladra. Spaghetti alla ladra? Sì, quelli con quei pezzettini di prosciutto, di lardo fritti con il peperoncino rosso sopra. Poi un fritto di pesce, poi della frutta al macedonio, della torta gelata e fragole, un po' di vino. Mica tanto, però 2 dita. Beh, è una bella indigestione questa. E le macchie rosse? Ma allergia, qualcosa che gli ha fatto male. Speriamo che sia allergia, va? Speriamo. Senti, dimmi tu piuttosto, come ti senti? Perché, non so, non mi piaci molto. Cosa so? Hai un occhio. Cosa c'è? Una pelle. Fumi molto? No, sì, normale. E beh, ti devi riguardare perché non sei più un ragazzo. Fai vedere la mano. Un po' nervoso. Ma no, è l'agitazione per il bambino, cosa c'entra? Senti, perché non vieni domani da me in ambulatorio? Una visitina con calma. Ah, Silvio, dai, io sto benissimo, sai? Facciamo l'esame degli zuccheri. Ma che zuccheri d'Egitto? Ma io... Ne ha fatta, questo bel bambino, ne ha fatta. Guarda, ne ha fatta. Ah, ma allora stai bene, sai? Come di Che dialetto. paura, ma che devo Guardate prendere? quanto Vediamo è il bella, che giovanotto. bel colore che ha. no. Dottore, la vuol vedere? Dottore, vada. No, non è niente, è una pillola di queste e passa tutto. Dino, un bicchiere d'acqua. Subito. Su, vai a. Giù. Di 33. 33. 33, 33, 33. Come ti senti? Meglio? Bene, E il pancino? bene. Io adesso ho una cosa da fare, ti porterei con me, ma la tedesca ha detto alle 8 in albergo. Che ora è adesso? 7:15. Le 7. Con sto buio, ma no, è impossibile, fa vedere. Sono le 8:15. E va bene, stiamo ancora un po' insieme, eh? Senti, Robertino, io devo confessarti una cosa.
Sai quella storia dell'India, della prigionia, della guerra? Non è niente vero. Lo sai come sono le mamme, no? Ecco, mia madre aveva paura, ha parlato con qualcuno e mi hanno sbattuto a Milano, dove sono rimasto 3 anni nell'UMPA. Che cos'è l'UMPA? L'UMPA era Unione Nazionale Protezione Antiaerea. Oddio, non è che fosse una cosa molto sicura, eh? Perché quando arrivano 50, 100, 200 apparecchi, fortezze volanti a sganciare migliaia di bombe a tappeto, e io solo, sai, sul tetto di una casa, così, con una mitragliatrice antiaerea, una sera è arrivata una fortezza volante e sarà stata a 400 metri d'altezza. E io solo con questa mitragliatrice... L'hai colpito? No, quasi però, ho visto l'ala, sai, tutto un po'... Ma dove sta via Velasca? È la seconda a sinistra, dopo la piazza. È un edificio nuovo, una casa di incisioni. Non mi disprezzi, ma si sa, chi disprezza comprerà. Che mi importa? È amico tuo il signore che devi vedere? Sì, e questo stabilimento è tutto suo. Si accomodi, vedo se l'ingegnere la può ricevere. Va bene. Andiamo lì dentro, eh? Sai come si chiama questo tavolo pieno di bottoni? Si chiama... Mixer. Wasn't it great fun? Let's go back and reminisce those golden days and those trips in Uncle Mike's old farm. Let's forget about the rockets and the moon and all those things. Let's all go back to those great golden yesterdays. Possiamo ascoltare, prego? Va bene. Torno indietro, sentiamo l'ultima. Signorina Alice, Ellen, noi ci conosciamo già. Ich glaube, wir kennen uns nicht. Mio figlio. Kennst du ihn? Nein, noch nie gesehen. Also der typische italienische Draufgänger. Ja, ja. Vai. An dieser Stelle war ich mir nicht sicher. Nein, nein, ist in Ordnung. Ja? Ok. Ok, grazie tanto. Proviamo la prossima musica. Va bene. Ferma. Sapevi che papà conosceva gente così importante? E cosa hanno detto di me? Uno ha detto, non lo conosco. L'altro ha detto, è il solito pappagallo italiano. Ah. Signor Versini. S'accomodi, l'ingegnere Rigoni l'aspetta. Ah, vengo subito. Tu aspettami qua, io vado. Goditi le 2 gemelline. I waited all night long for you to phone. It's hard to think that you would do this thing to me.
once you went away, what else was I to do? You said you loved me, but it was too good to be true. All those white lies you told me was just a way to start. I'll find another one to love. You just wait and see. Faccia fare 3 copie dalla signorina. Sentitene ancora 2 o 3, poi mi fate sapere. Arrivederci. Buonasera, ingegnere. Io ero venuto per quelle... Per quelle 200.000 lire che dovrei darle per essere stato presentato a quel suo amico, il signor... Casotti. Sì. Spero che sia rimasto contento. A posto tutto? A posto tutto, sì. Mi hanno fatto pagare anche tutti gli arretrati del 57 e del 58. E adesso, o lei mi restituisce subito le 500.000 lire che ho dato al signor Casotti, o io vi denuncio e vi faccio sbattere in galera tutte e 2. Scusi, guardi che io non capisco, io non ho preso neanche una lira, sa. Io le mie 200.000 lire... Le 200.000 lire te le fai dare dal Casotti o le hai già prese, ladro? Modo di termini, Cosa? sa. Mascalzone, farabutto, morto di fame, ladro! Vai via. Mi fai pena. A momenti a quello gli do un pugno io a quello lì. Perché gli occhiali. E se dai un pugno a uno che ha gli occhiali e poi gli fai male, va in galera. Non vogliono pagare le tasse e poi danno del lato agli altri. Andiamo, va. Papà, dammi la mano. Papà, vuoi sapere come finisce quella storia? Che storia? Quella del barcaiolo che deve attraversare il fiume con il lupo, la capra e il cavolo? Ah, sì. Il barcaiolo attraversa il fiume con la capra e lascia il lupo con il cavolo. Poi torna indietro a prendere il lupo. Attraversa. Lascia il lupo e porta indietro la capra. Lascia la capra. Lascia la capra? Ah, sì, giusto. E poi? Porta di là il cavolo e poi torna indietro a prendere la capra. Sai, papà, anche a me una volta è successo. Cosa ti è successo? Mi hanno accusato ingiustamente. Una volta il maestro ha trovato scritto una parolaccia sulla lavagna e ha dato la colpa a me, ma non ero stato io. Robertino, io oggi ti ho detto un sacco di bugie, ma proprio tante, tutte. La macchina americana non è mia, l'ho presa a Nolo. Non è vero che è un ufficio, non ho neanche un lavoro. E non ho una lira, e di questo te ne sei accorto anche tu, vero? Sì. Oh, vuoi andare un po' più alla svelta, sì? Ah, voi sì, ci avete prescia, andate a piedi. Non vedete che è rosso? Papà, posso venire a stare con te? Con me? Sì. Certo che puoi. E come no? E già che puoi. Devi venire a vivere con me. Adesso appena arriviamo dalla mamma gliene parliamo, eh? Perché io e te insieme stiamo bene, no? Sì. Prendiamo un bel appartamentino, anche piccolino. Tanto siamo 2 soli, io e te, e ci viviamo dentro. Posso avere un cane? Un cane? Accidenti, piacerebbe anche a me un cane.
Vedrai che bella vita. Al mattino sveglia alle... Alle 7. Tu sei matto. Alle 8, alle 9, anche alle 11. Allora non vado a scuola. Ma che ti importa della scuola? Se non hai voglia non ci vai. Ti insegno tutto io. La scuola non serve a niente. Guarda me, non sono mai andato a scuola eppure... E sai cosa facciamo? Dei bei viaggi. Viaggiare, viaggiare sempre. Giriamo il mondo, finito un viaggio un altro. Ma i viaggi costano. Ah, e mettiamo su l'agenzia di viaggi? C'è l'agenzia viaggia gratis. Versini e figlio, agenzia. Anzi in inglese, Versini and Son. Tu hai visto l'Africa? Fuori d'Europa non sono mai stato. Non hai visto niente. Possiamo andare a vedere il Congo, l'Egitto, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Labrador, Hong Kong, il Giappone, Haiti, Honolulu, il Messico, la Terra del Fuoco. Siamo arrivati? Ce l'hai i soldi per pagare il taxi? Sì, me li ha dati la nonna. Tieni il resto. Via, 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 via. Il berretto. È rimasto nella tua macchina. Beh, pazienza, va. Vieni qua. Eccoli. Se no il generale si arrabbia. Le scarpe. Anche le mie, va. Ispezione. Gira. Gira. Bene. La signora aspetta nel salone. Aspetta, Eh? le castagnole. Se me le vede la mamma me le butta. Tieni, un'altra. Eccoci qua. Siamo in ritardo, eh? Sì? È che ci è capitato di tutto. E si è fermata perfino la macchina. Su, vai con la signorina. Ma prima saluta papà. Ciao. Ciao. Roberto, vieni a lavare le mani. Das Essen ist fertig. Credimi, mi spiace veramente, sai, per il ritardo, ma sai, a un certo punto... Dimenticavo il tuo regalo. Arrivederci. Ma, scusa, non credi che io e te dovremmo parlare un poco del... Adesso no, Dino, sono stanca. Telefonami domani. Va bene. Ciao. Ciao. Prego, signore. Un cinzanino. Ma cosa fai? Chi ti ha insegnato a mangiare con le mani? Roberto. Ma non sai che le mani sono le posate del re? Scusi, ha un telefono? Pronto? Vuole una bella bambina arrabbiata cenare stasera col suo piccolo Dino che è tanto pentito? Non te l'aspettavi, eh? No. Non me
l'aspettavo, se proprio vuoi sapere la verità. Senti, tesoro, per quella cosa, per quell'impiego, ci ho ripensato, sai? Passo domani da quel Santoni e gli parlo. Cioè, cos'è oggi, giovedì? Meglio il lunedì, eh? Sì, così la domenica. Senti, sono molto contenta che tu venga. Mi faresti un piacere se trovi un negozio ancora aperto? 1 litro di latte magro e uno yogurt. Va bene. Ciao. Buonasera. Buonasera. Se le cose stanno così, ricordo queste parole che mi hai detto in un giorno d'ottobre, dimenticato dal sole. Se le cose stanno così, parole come veleno, cominciava a cadere la pioggia, fra noi è caduto il silenzio. Se le cose stanno così e non hai voluto finire, l'ottobre si è